La notizia è questa: Antonio Di Pietro va al mercato. Il leader di Italia dei Valori ha scelto di farsi accompagnare da Gustavo Franchetto, il candidato alle europee nel nord-est, al mercato del quartiere di Borgo Venezia a Verona per iniziare la sua ultima giornata nel Veneto prima delle elezioni. Ad accompagnarlo c'erano anche i deputati Massimo Donadi ed Antonio Borghesi, il coordinatore del Veneto di TV Gennaro Marotta, e altri due candidati alle europee, Giorgio Pressburger e Carlo Bulletti. Per Di Pietro tante strette di mano, molte persone stupite dal trovarselo davanti e davvero tanta simpatia. Sì, tengo Franchetto di sicuro, Scusa l'expo, io stiamo arrivando per arrivare a vedere film. non lo conosco, meno male di persona. Sempre, anche ieri sera. Sai che l'ha vista in tante? Sì, prego. Facciamo il giro. Sempre uguale. Ciao. Insomma, comunque le battaglie le facciamo. Magari. Il sole di Verona. Viene di qua, ma la casa.